Che cosa manca secondo te per quanto riguarda anche la cooperazione tra produttori in agricoltura, ma non solo in agricoltura? Allora, non manca niente, nel senso che quello che serve ce l'abbiamo, non costa niente, è solo un click culturale. Dobbiamo assolutamente cambiare l'atteggiamento nei confronti di noi stessi e dei nostri vicini, pensando che chi è intorno a noi è un valore, tanto quanto lo siamo noi. Dobbiamo assolutamente fare rete. Per fare rete dobbiamo prima conoscere chi sono gli altri interlocutori, i nostri vicini, il nostro territorio. Secondo, dobbiamo far scattare la fiducia nei confronti di queste persone, che deve essere reciproca, appunto, e quindi scatta la reciprocità. Questo è il concetto fondamentale di rete, e la rete è fatta di questi elementi. Se non ci sono, non c'è rete. È una scelta di tipo culturale, dicevo, che va stimolata nei bambini. Bisogna cominciare dalla scuola, dalle scuole primarie, con dei metodi che siano, e non credo che ci sia un problema a trovare un metodo adatto per poter fare questo, perché il bambino deve crescere comprendendo il valore della conoscenza, prima di tutto del proprio territorio, dei propri vicini, quindi faccia scattare anche tra l'altro quell'orgoglio di essere ad esempio italiani, un paese straordinario e unico nel mondo, che manca tra l'altro anche dell'orgoglio. Che sono la base della comunità vera, perché poi alla fine... Che è la base di una comunità, le antiche comunità erano basate sulla conoscenza, il rispetto, la rete, loro facevano rete in modo vero, no? Quindi è un cambio culturale. Voi con gli adulti già state cominciando nelle vostre aziende? Allora sì, con gli adulti noi stiamo da qualche mese stiamo facendo un esperimento, stiamo coinvolgendo persone qualsiasi che hanno un denominatore comune, la voglia di farsi delle domande. Ci incontriamo ogni 15 giorni alla sera, sono incontri conviviali, si chiamano appunto incontri di studio conviviali per la crescita personale. Noi facciamo riferimento a un personaggio molto interessante che si chiama Mauro Scardovelli, la comunità Aleph Umanistica. Scardovelli lavora con il professor Maddalena, che credo sia abbastanza conosciuto come presidente della Corte Costituzionale. C'è un altro gruppo che si occupa di attuare la Costituzione, c'è Marco Guzzi che anche lui si occupa da un altro punto di vista, e ben venga, e stiamo cercando di avvicinarci alla gente comune, al territorio, con questi gruppi che non costano nulla, cioè chi viene non c'è da pagare nulla, ma ci scambiamo degli elementi valoriali importanti, cerchiamo di dare una mano alle persone facendo rete tra di noi, ad esempio comunicando un bel libro che abbiamo letto su un determinato tipo di argomento, preparandoci su un argomento che interessa alla maggior parte delle persone che di quella sera per la volta dopo, quindi qualcuno si occupa di quell'argomento, porta le sue conoscenze. Oggi attraverso la rete possiamo andare a trovare con un certo discernimento diciamo, gli elementi fondamentali della conoscenza, delle informazioni corrette, e le critichiamo e le mettiamo in condivisione. Questo è quello che c'è da fare. Costo, stiamo parlando del nulla, cioè quasi zero, valore assoluto. Grazie infinito.